abbiamo voluto fare questo incontro oggi sull'obesità perché è una patologia molto importante, una patologia che si riscontra purtroppo molto a cominciare dai bambini e nell'età adulta. È patologia che può avere degli effetti negativi su molti organi e apparati, sull'apparato cardiocircolatorio, sull'apparato renale, sull'apparato respiratorio, su tutti questi apparati, quindi sulla salute pubblica, sulla qualità della vita della persona. E credo che sia la nostra mission, quella dell'ordine, che teniamo tanto alla salute della persona nel suo insieme, oltre che alla patologia. Cioè noi interessa la salute dei cittadini da un punto di vista clinico, ma interessa moltissimo la salute da un punto di vista clinico-psichico, la persona al centro di tutto. Abbiamo organizzato su incarico del Presidente dell'Ordine questo convegno sull'obesità, un convegno che si svolgerà su 2 giornate, quella di oggi e quella di sabato prossimo, su un tema di grandissima attualità che è diventato così attuale stranamente per merito di una legge dello Stato, la cosiddetta legge Pelle, che nell'ottobre del 2025 sancisce che l'obesità è una malattia cronica progressiva e recidivante. Quindi non più un habitus costituzionale, un problema connaturato al paziente, spesso colpevolizzato per essere obeso, ma una malattia. E da questo provvedimento legislativo ovviamente scaturiscono e scaturiranno interventi a cascata finalizzati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione del paziente affetto da obesità. Il problema obesità è un problema di impatto enorme, sia dal punto di vista sanitario ma anche economico. La prevalenza dell'obesità e del sovrappeso in Italia, che tra l'altro è il paziente più virtuoso rispetto al resto d'Europa, raggiunge il 45%, quindi significa che in Italia quasi la metà delle persone sono in condizione di obesità o di sovrappeso. Questo dice tutto sull'impatto sulla salute, considerando che l'aspettativa di vita del paziente obeso nei pazienti più industrializzati è ridotta di 3 anni rispetto al paziente normopeso. Ma ci sono anche poi delle ripercussioni economiche drammatiche. Si prevede che da qui al 2030 l'8% delle risorse disponibili per la sanità saranno impiegate per le conseguenze e le complicanze di situazioni correlate all'obesità. Quindi un impatto economico di assoluta importanza con cui dovremo fare i conti a livello internazionale. Quindi da qui la necessità di fare cultura sull'obesità e quindi abbiamo puntato su questo tema, coinvolgendo tra l'altro tutto l'arco costituzionale della sanità, quindi l'ospedale, l'università, la medicina del territorio, la medicina di famiglia, gli specialisti ambulatoriali, proprio perché è un argomento trasversale che interessa tutti quelli che si occupano di sanità. Il problema dell'obesità è un problema epocale che riguarda tutti i paesi sviluppati. All'inizio l'America, adesso l'Europa, in un prossimo futuro anche l'Asia. È un problema non di tipo estetico, spesso lo si vede come un problema estetico, è un problema medico perché si associa a quadri di grande importanza dal punto di vista della capacità di sopravvivenza, della durata della vita e della qualità della vita. Si associa al diabete, all'ipertensione, alle alterazioni dei grassi e questo insieme di segni, di sintomi che fanno la sindrome metabolica aumenta il rischio cardiovascolare, che significa un aumento del rischio dell'ictus e dell'infarto, quindi un aumento del rischio di disabilità o addirittura di morte.